È molto molto tecno, molto cool. Su R101 miscellanea nella Maremma toscana, Maremma maiala, Maremma impestata, perché per il concetto di differenze, che ne so, non è, Greenfock non è zona di cinghiali, però cinghiale di Greenfock te lo immagini vicino alla Latina, parla napoletano, è ignorante, capone, inavvicinabile, armato, probabilmente gira armato, il cinghiale latino, sabaudo. Toscana, nella Maremma, invece il cinghiale è un po' più educato. E che succede? Che c'è? Com'è? Il Black Sun, tu devi andare tutto a dritto, sempre dritto, sali a destra, sempre dritto, segui la strada a sinistra, prima di uscire poi senti la musica. Ok, grazie. Bella vestita. Allora il cinghiale maremmano invece nel suo habitat toscano di Pontala, con una situazione l'educato, pascola, non è armato, però così non si vede perché là è proprio pieno, qui in centro, in mezzo sono in cattività, no? Non sono incattiviti, non sono armati, non hanno subito forzature, perché a Pontala si sta attenti un po' a tutto, poche file d'ombrelloni, e anche il cinghiale Maremma impestata è tipo un gatto docile. Adesso vediamo un pochino se in 7 secondi riusciamo a mettergli un pochino di faro, perché il cinghiale Maremma cinghiala. Eccoli là. Passa, ma circolare, pizzardone, circola, maschio, vai. Eccoli là. Chi è? Vai. E passa. Non c'è una seta. Passa, snazzica. E passa. Ammazza il coglionito. Ecco qua. Eccoli qua. È il cinghiale snazzica. È il cinghiale toscano. Noi lo facciamo abbeverare, gli diamo l'acqua minerale, lo teniamo con noi, gli diamo le mele e lui non gira armato, non è reato. Secondo te sto male? Si cazzeggia la notte prima di andare a dormire. Siamo nati cazzaroni, bella per te, viva la vita. Date piani!